Pomeriggio, situazione in peggioramento tra Sardegna, nord-ovest e Toscana con piogge in arrivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ed eccoci qua, come vi dicevo prima durante la rassegna stampa, siamo in collegamento adesso con il professor Fabrizio Pezzani, professore di economia all'Università Bocconi e tante altre esperienze naturalmente ha accumulato nella sua carriera anche in enti pubblici, dal Comune di Milano ad altre realtà. Profondo conoscitore anche del settore dell'energia. Buongiorno, professor Pezzani. Se mi sente. Io sento qualcuno collegato, ma non so se il professor Pezzani mi sta sentendo. Chiedo conferma alla regia e allo stesso professore. Provo a richiamarlo al volo. Bene, lo richiamiamo al volo e intanto con lui commenteremo anche alcune delle notizie che abbiamo letto stamani in rassegna stampa che hanno a che fare con il futuro economico tanto del nostro paese e poi andiamo più in generale e i meccanismi di potere all'interno dell'Unione Europea, di gestione della politica economica. Su questa questione il professor Pezzani ha anche scritto una serie di articoli dedicati in particolare alla politica monetaria e a Christine Lagarde e ai suoi errori culturali. Intanto buongiorno di nuovo al professor Fabrizio Pezzani che dovrebbe a questo Buongiorno punto a voi sentirmi. tutti. Allora, carissimo Fabrizio, ti ho presentato prima, è un piacere riaverti con noi, anche alla luce Reciproco. anche alla luce della rassegna stampa di stamani che ci porta dentro a una serie di questioni che tu hai affrontato anche in una serie di articoli che stavo parzialmente citando poco fa, sulla politica monetaria che tu hai definito autistica, sugli errori culturali di Christine Lagarde. Sulle stesse questioni è intervenuto ieri il ministro Giorgetti, no? Il quale dice non temo l'Europa, ma temo i giudizi dei mercati e poi l'aumento dei tassi è stato un errore, eccetera, eccetera. Ora, i giudizi sono più o meno condivisibili, ma ti chiedo, Fabrizio, di inquadrarci quali sono poi gli effetti di queste scelte sbagliate. Che cosa succederà? È realistico temere che ci saranno problemi per l'economia reale, per il paese, per l'Italia? E in ultimo anche per il governo, come sembra adombrare qualcuno in questi giorni parlando di spread che torna ad aumentare, di mercati che tolgono la fiducia al governo Meloni e via dicendo. Siamo a una replica del 2011? Allora, è difficile rispondere, però una cosa è chiara a tutti, insomma, no? Che esiste questa correlazione fra le manovre della finanza e le conseguenze sulla politica. È indubbio che la finanza viene usata come arma impropria dal punto di vista dello scontro per destabilizzare paesi o aziende o altro, insomma, no? Quindi il vero problema che è nato e che rimane sul piatto del confronto è il ruolo che la finanza ha nei confronti dei singoli paesi. Ora, questa finanza quando io parlo di politica monetaria autistica, insomma, cioè la finanza non ha nessun fondamento scientifico, quindi lo spread può salire, ma se lo fanno salire, e quindi non è tanto legato alle condizioni del paese. È vero che noi oggi abbiamo un debito molto alto, ma è sempre stato così. Nel 2011 è stato palese l'attacco al nostro paese dopo che era stata avviata comunque quello che io definisco la guerra finanziaria contro l'euro, che aveva cominciato con la Grecia, poi aveva toccato il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e poi toccò a noi nel 2011. Allora fu estremamente evidente che la finanza era funzionale a far saltare il governo, tant'è che subito dopo, nel 2012, nonostante il PIL fosse diminuito e il debito pubblico fosse cresciuto,
lo spread era diminuito, quindi in evidente contrasto con la razionalità, ammesso che esista e non esiste, perché se il PIL diminuisce e il debito pubblico sale, lo spread deve salire, non deve diminuire. Quindi la finanza di per sé è uno strumento funzionale all'esercizio di una politica esterna ai singoli paesi. Il vero problema è come riuscire a rendere meno aggressiva questa finanza. La finanza è qualcosa che non ha nulla a che fare col mondo reale, insomma, perché in realtà la rivoluzione finanziaria, come io la definisco, avviene nel 71, quando il dollaro viene staccato, la stampa della carta moneta del dollaro viene staccata dal controvalore in oro, e quindi si formano due mondi, quello reale che è finito e misurabile e quello monetario che è infinito e non misurabile. Cioè, in altri termini, si pone nella condizione gli Stati Uniti di stampare all'infinito carta moneta senza nessun controvalore reale. E per fare questo poi, ricordo alla gente, gli Stati Uniti, per rafforzare questa posizione, si inventarono il petrodollaro, per cui tutti i paesi che dovevano comprare petrolio avrebbero dovuto comprarlo in dollari, e il sistema SWIFT, che è un sistema di pagamento e di regolamento internazionale basato sul dollaro. Quindi a quel momento il dollaro diventa la moneta di riferimento globale, e quindi noi italiani, per comprare petrolio prima dobbiamo comprare i dollari e poi comprare il petrolio. I fatti sono di un'evidenza lampante, cioè in 10 anni, dal 73 all'83, la moneta, il dollaro viene scambiato da 625 a 2500 lire, l'inflazione sale dal 4 al 22% e il prezzo del petrolio sale da $4 al barile a $40 al barile. Quella è stata la svolta che ha consentito alla finanza di poter esercitare un potere incontrollato nei confronti dei paesi. Questo è stato usato sino alla caduta del muro di Berlino nel 90, quando, venendo meno la Russia, l'antagonista principale degli Stati Uniti, la finanza americana e di fatto internazionale ha potuto comandare a bacchette i paesi. Lì sono cominciate tutte le varie bolle argentina, asiatica, filippine, eccetera, per poi nel 2000 con l'avvento nel nuovo secolo abbiamo avuto Lehman, la grande bolla di Lehman, e poi dopo l'attacco nel 2011 all'Italia. Ora siamo da capo. Ecco, ma cos'è cambiato, Fabrizio, in tutto questo tempo? Niente. È cambiato poco o niente? Poco niente, non tanto. Cioè, questa finanza continua a esercitare un potere e tutto sommato ha indebolito gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi si trovano con un debito di oltre 33 mila miliardi e hanno un PIL di 22.000, quindi il loro debito cresce più rapidamente di quanto non cresca il PIL, tant'è che gli analisti prevedono che possa arrivare anche a 40.000 miliardi. Ecco, tra l'altro oggi mi ha colpito un numero, prima pagina sul 24 Ore, non ho letto l'articolo, ma il numero colpisce: il debito mondiale è arrivato a 307 mila miliardi, che significa 336% rispetto al famoso PIL globale del mondo. Sì, e questo, diciamo, gran parte di questo debito riguarda i paesi occidentali, perché se andiamo a vedere la Russia non ha praticamente debito, la Cina non ha un debito così elevato, e qui facciamo il discorso dei BRICS, cioè stanno nascendo una forza. Sì, poi ci arriviamo, perché è molto interessante, però prima voglio farti un'altra domanda, perché tu hai scritto un articolo su debito pubblico, no? La genesi, gli attori esterni ed interni, sì, i mancati controlli, una politica assente. Siccome proprio di debito continua a parlare in questi giorni anche il ministro dell'economia Giorgetti, no?
Abbiamo il vincolo del debito, abbiamo i tassi di interesse più alti che ci consentono cioè che ci hanno portato via 15 miliardi, quello che è. Insomma, siamo condizionati, possiamo fare quasi niente perché abbiamo il debito. Allora, politica assente, tu scrivi, ma continua a essere assente, perché nessuno sta gestendo il debito. E cosa bisognerebbe fare dal tuo punto di vista? Perché sennò siamo sempre alle solite cose. Qua sembra di leggere ogni giorno lo stesso giornale. Stamattina leggere i giornali di oggi è come leggere i giornali del 2011, del 2001, siamo sempre là. Sì, allora due sono le cause. Una è una causa esterna che noi non siamo in grado di controllare, come abbiamo parlato all'inizio della telefonata, cioè le manovre che la finanza può fare sullo spread innalzando lo spread. Nel momento in cui innalzi lo spread, innalzi anche i tassi di interesse sul debito, insomma, no? Quindi questa è dal punto di vista interno, quello che noi possiamo fare è cercare di esercitare un maggior controllo sulle spese correnti. Che cosa va segnalato di questo debito pubblico? Che è cresciuto soprattutto o quasi esclusivamente per le spese correnti. Le spese correnti sono le spese di personale, sono le spese che la politica usa per poter ottenere il consenso, quindi assegnare risorse, assegnare buoni, assegnare impianti fotovoltaici, eccetera. E quindi io suggerisco, per esempio, sarebbe importante che nel patto di stabilità si tirassero fuori le spese per investimento, cosa che noi abbiamo assolutamente bisogno. Questo debito è oggettivamente un problema, no? Per cui io avevo suggerito in un'altra situazione, il Giappone ha un debito molto più alto di noi e un debito rispetto al PIL addirittura del 220%. Ma la differenza tra Giappone e l'Italia è che il debito giapponese è in mano ai giapponesi, no? Mentre il nostro debito è in mano in buona parte a finanza esterna al paese e quindi noi siamo, tra virgolette, ricattabili, no? Questo è questa ricattabilità diventa un elemento di persuasione verso politico, verso fatti che noi non vorremmo accettare. Ecco. Dal punto di vista interno sicuramente noi non abbiamo un sistema di controllo delle spese, non abbiamo un sistema funzionale di controllo delle spese perché è ancora legato a un ordinamento giuridico e burocratico e non a un ordinamento di tipo aziendale. Quindi le spese non sono sotto controllo o sono in parte sotto controllo per una mancanza oggettiva di tecniche contabili che dovrebbero essere usate in sostituzione di quelle attuali. Dall'altro punto di vista io avevo suggerito di emettere dei buoni del tesoro legati a una parte di oro che noi abbiamo preso. Noi siamo i quarti possessori di oro al mondo e abbiamo nel nostro paese solo metà delle 3.000 e passa tonnellate di oro che abbiamo, mentre la restante metà è nei depositi della Fed a New York. Quindi l'idea era, se noi emettessimo dei buoni del tesoro in parte legati all'oro depositato presso la Fed, noi potremmo dare ai risparmiatori un segno di solidità del debito emesso, perché una parte di quel debito è rimborsabile in oro. E questo probabilmente consentirebbe di dare una maggiore solidità al debito complessivo nel suo insieme. È evidente che questo è un grosso problema e va combattuto, ma noi al momento non abbiamo tantissime leve, se non quella di porre sotto stretto controllo la spesa e pensare a idee innovative come quella di emettere dei ecco, pot tu ci stavi dicendo prima che è come se noi avessimo un'automobile ma senza le ruote, no? Non abbiamo lo strumento per controllare la spesa, cioè ci manca proprio la logica base. Quindi stiamo discutendo di cose che sono così campate per aria nel migliore dei casi, no? Stiamo facendo filosofia, certo. non economia. Allora, questo è sconfortante, è tragico da un certo punto di vista, però voglio riportarti a un'altra considerazione sul debito che ha fatto il ministro dell'economia. Senza il rialzo dei tassi avremmo 15 miliardi in più. E qui entra in gioco anche Christine Lagarde e
la Banca Centrale Europea, alla quale tu hai dedicato almeno un paio di articoli recentemente, no? Parlando di politica monetaria autistica e degli errori culturali di Christine Lagarde. Allora, per quale diavolo di motivo si alzano i tassi di interesse in una situazione come quella attuale di gran parte dei paesi europei, nei quali non c'è certamente il rischio di un'inflazione da economia galoppante, ma al contrario c'è il rischio di inflazione dovuta ai prezzi dell'energia, ai prezzi delle materie prime che sono il motore, la base dell'economia, no? Noi non siamo di fronte a un'economia che Certo. corre troppo perché c'è troppa ricchezza e quindi bisogna alzare i tassi di interesse. Siamo di fronte a un'economia che non è per niente in buone condizioni di salute e il rialzo dell'inflazione è dovuto esclusivamente al costo, cioè a costi, non a Certo. consumi. Quindi che tipo di logica è quella di alzare i tassi in questo contesto economico? Allora, per esempio il Giappone li ha abbassati, no? E allora importante l'inflazione, esiste, come scrivo, insomma, un adeguamento culturale della BCE alla Fed americana. Le cause dell'inflazione degli Stati Uniti e dell'Europa sono profondamente diverse e vanno curate in modo diverso. Mentre negli Stati Uniti l'inflazione è da addebitarsi a una emissione imponente di carta moneta stampata che ha dato luogo a una crescita della domanda, perché è stata distribuita carta moneta non legata al mondo reale, come abbiamo detto prima, ma ha consentito un incremento della domanda. Quindi per abbattere l'incremento della domanda hanno aumentato i tassi di interesse, anche se questa manovra sembra che non stia dando i risultati sperati, perché l'inflazione non è tanto diminuita, ma sembra leggermente cresciuta. In Europa invece l'inflazione è stata determinata dall'aumento dei costi delle materie energetiche dovute alle sanzioni alla Russia, cosa che ha colpito l'Europa e non ha colpito gli Stati Uniti, tant'è che noi siamo stati costretti a comprare il petrolio cosiddetto tracker del mineralizzato dagli Stati Uniti a un prezzo doppio di quello russo. Quindi il problema qual è stato? Che la Lagarde ha applicato la stessa misura di tassi di inflazione sull'economia reale, che qui abbiamo l'economia reale che sta subendo delle difficoltà, perché l'aumento dei prezzi delle materie energetiche ha creato un aumento dei costi di produzione e di conseguenza un aumento dei prezzi di vendita, per cui per abbattere l'inflazione quindi è stata generata da un incremento dei prezzi di vendita. Insomma, è evidente che se io aumento i tassi di inflazione, che cosa succede? Che aumento i costi di produzione, quindi aumento i prezzi di vendita e d'altro canto aumento gli interessi che lo Stato deve corrispondere sui bot che ha emesso. Quindi che cosa succede? Che in questa situazione io rischio di peggiorare la situazione, perché peggioro la stabilità dell'economia, prova ne sia che la BCE ha determinato che la crescita dell'Italia è inferiore a quella prevista. Quindi aumentando i costi di produzione, i prezzi di vendita, io rischio di entrare in un loop per cui creo di fatto un processo recessivo. Certo. Pronto? Sì, ti sentiamo Fabrizio. Ecco, il problema è perché si persiste in questa politica. Com'è? Il problema è perché si persiste, perché si va avanti con l'aumento dei tassi in questa politica monetaria? Perché non esiste perché esiste una dipendenza culturale della Lagarde, che nasce come avvocato e non come economista, funzionale a un modello degli USA. Quindi in realtà il Giappone, che si trova nella nostra stessa situazione, ha addirittura abbassato i tassi di interesse. Insomma, uno sicuramente intelligente, che è Elon Musk, ha detto: se aumento i tassi di interesse negli Stati Uniti io abbasso i prezzi delle macchine, no? Quindi evidentemente se ci fosse una sorta di pax economica per cui le imprese che si impegnano a non aumentare i prezzi di vendita o a renderli stabili
riconoscere a queste imprese una sorta di bonus fiscale, insomma, no? Il problema è in questo momento come allentare i prezzi di vendita, perché se io aumento i tassi di interesse, basta vedere sui mutui, insomma, no? Gli effetti che hanno sui mutui. Quindi questo potrebbe essere, i mutui potrebbero essere per esempio gestiti con delle aliquote più basse nel rispetto di una Pax nazionale. Ecco, tu hai citato il caso del Giappone. Io vorrei citare e tornare all'argomento del quale tu stavi parlando prima, cioè la ascesa, la crescita, la presa di potere geopolitico ed economico di una serie di paesi che non hanno a che fare col cosiddetto mondo occidentale. Li chiamavamo BRICS, ma si sta allargando molto l'area di questi BRICS, perché BRICS stava per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ce ne sono molti di più, e però prima faccio un passo indietro e recupero ancora le parole del ministro dell'economia italiano, Giorgetti, il quale ha detto che siamo in un momento decisivo, perché il crocevia storico è la nuova governance economica europea che a cascata si tradurrà nella disciplina di bilancio dei paesi dell'Unione Europea. Tradotto, in poche parole, noi stiamo ancora discutendo delle nuove regole di finanza pubblica europee, cioè del patto cosiddetto di stabilità e di crescita, che tu hai ribattezzato in un tuo articolo il patto di instabilità e di decrescita. Ora, per quella che puoi vedere dal dibattito in corso, le nuove regole del cosiddetto patto di stabilità e di crescita sono diverse da quelle che tu hai definito di instabilità e crescita? Che cosa dobbiamo aspettarci e che cosa ne può derivare? A fronte invece di tanti paesi del mondo che stanno adottando logiche molto diverse, crescono e diventano potenze geopolitiche, quelle che dicevamo prima. Ecco, l'aspetto derivante da questa contrapposizione, cioè i BRICS, in realtà stanno lanciando una sfida all'Occidente. L'Occidente ha l'inflazione, i paesi del BRICS non hanno l'inflazione. L'Occidente ha basato la sua crescita sulla finanza e sull'emissione di carta moneta, e questo ha generato un debito pazzesco negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea, mentre i paesi del BRICS fondano la loro economia sulla economia reale, sul lavoro, sulla manodopera e sulle materie prime. Quindi abbiamo due modelli di crescita completamente diversi. Ora, dal punto di vista delle politiche monetarie dell'Unione Europea e del cosiddetto patto di stabilità e instabilità, quello che è, che cosa va chiarito? Che questo patto, due sono le considerazioni. Uno, come nasce e la genesi di questo patto. Questo patto nasce nel 1999-2000, quando si avvia l'Unione Europea con la costruzione dell'euro. Viene fissato un vincolo per i paesi che possono entrare nel panel di sperimentazione dell'euro, due vincoli. Uno, che il debito sul PIL sia 60%, noi al tempo l'avevamo al 120%, e che il deficit sul PIL sia pari al 3%, noi l'avevamo al 6%. Per poter entrare a far parte dell'Unione Europea, noi abbiamo fatto degli artifici contabili, e cioè Ciampi, non potendo operare sul debito sul PIL, che già allora era al 120%, ha imposto sostanzialmente che il calcolo del deficit fosse fatto solo sulle entrate e le uscite di cassa, per cui lui da giugno bloccò tutte le uscite di cassa nell'Italia, nella quale si trovò alla fine anno con un deficit sul PIL del 3% e poté entrare cosiddetto nel panel di sperimentazione dell'euro. Il patto di stabilità è sempre rimasto ancorato a questi due vincoli, e se era inadatto 23 anni fa, a maggior ragione è inadatto adesso, perché allora noi avevamo un debito del 120% sul PIL, ma poi che cosa è successo? Sono successi dei fatti non dipendenti da noi, non dipendenti dalla spesa fatta dagli italiani, ma causati da ingerenze esterne. E per esempio abbiamo avuto nel 2001 abbiamo avuto le Torri Gemelle, poi abbiamo avuto l'attacco dell'Afghanistan, poi l'attacco dell'Iraq, che sono state tutte operazioni che hanno destato
effetti di aumento dell'inflazione, di aumento del debito. Poi abbiamo avuto nel 2008 la crisi di Lehman, e noi abbiamo subito la crisi di Lehman con un aumento del debito e un aumento dei tassi di interesse. Nel 2011 abbiamo avuto l'attacco all'Italia della finanza, che ha aumentato lo spread, ha aumentato il debito, ha aumentato gli interessi sul debito, e poi dopo abbiamo avuto il Covid, e anche qua abbiamo avuto un aumento del debito e un aumento dei tassi di interesse, e poi abbiamo avuto la guerra in Ucraina con le sanzioni alla Russia, che hanno contribuito ad aumentare i prezzi delle materie prime, ad aumentare il debito e gli interessi sul debito. Quindi il debito, così come è oggi, in gran parte è dovuto a eventi esterni al paese, piuttosto che a un'effettiva spesa pubblica realizzata all'interno. Quindi io dico, bisognerebbe che in un qualche modo si anestetizzasse il debito, dicendo quanto di questo debito è dipeso da manovre finanziarie non controllabili da noi, e qui è grave il fatto che la BCE nel 2011 non sia intervenuta per bloccare l'attacco della finanza ai paesi europei, i paesi laterali, perché poi non hanno attaccato né la Francia né la Germania, e quindi questo potrebbe essere un elemento, insomma una parte di questo debito così alto non dipende da noi ma da fatti esterni a noi. Quindi il vero problema del nostro paese, come di altre parte, di meno, insomma, degli altri paesi europei che hanno una situazione debitoria meno pesante della nostra, è il fatto che noi non abbiamo un'autonomia, cioè per una dipendenza dall'esterno noi non possiamo agire autonomamente sull'andamento dello spread, del debito e degli interessi. E quindi questo è un problema molto, molto, molto profondo. Si fa finta sembra quasi di non capirlo. Il secondo problema è legato al fatto che noi abbiamo mandato in Europa dei rappresentanti politici di terza e quarta fila, quindi, ma anche gli altri paesi, non solo noi, basta che guardiamo la governance politica dell'Unione Europea, e questo di fatto ha creato le condizioni perché la burocrazia prendesse il potere al posto della politica. Quindi oggi chi governa l'Unione Europea non è la politica, ma è la burocrazia. Quindi la burocrazia oggi ha un potere più forte della politica, la quale subisce la burocrazia senza poterla dominare. Ecco, e la burocrazia Fabrizio, è un pericolo, come diceva. Allora, ti chiedo se hai ancora qualche minuto, primo, Sì. Nel qual caso facciamo una piccolissima pausa adesso, perché la tua riflessione mi ha stimolato una serie di quesiti che vorrei porti, se hai tempo, appunto, se puoi stare Certo. ancora un po' con noi. Tra pochissimo. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Allora, Europa, la cosa di cui stavi parlando poco fa. Che cosa dobbiamo fare per cambiare le cose? Perché qua si parla di, appunto, nuovo patto di stabilità, che poi tanto nuovo non mi pare che sia, perché le regole sono quelle di prima, no? E quindi rimaniamo all'instabilità e alla decrescita di cui giustamente parlavi tu, perché quelli sono i risultati oggettivi, poi non è questione di interpretazioni. Secondo punto, tutti vedono l'orizzonte salvifico delle elezioni europee del prossimo anno. È così importante? Se le cose non cambiano, cosa mi interessa a me di andare a votare per le elezioni europee del prossimo anno? La metto giù un po' terra, un po' volgare, diciamo, come discorso. E quindi la domanda è un po' leniniana. Che fare per cambiare le cose in Europa? Perché sennò siamo sempre intorno alle stesse questioni, e non a caso tutti tirano fuori il 2011, la crisi del governo Berlusconi per via dello spread, stessa roba di questi giorni, sta alzandosi lo spread, l'Europa, le regole di finanza pubblica, il nostro debito è insostenibile, eccetera, eccetera. Siamo sempre là. Allora, che fare per non rimanere sempre là? Come la vedi tu? Che fare?
alcune cose si possono fare o si devono fare, insomma, ritorno al discorso di prima. Ora, per quanto riguarda lo spread, la finanza, eccetera, dobbiamo capire che queste sono armi che noi non abbiamo a nostra disposizione. La finanza è gestita da, come dice Noam Chomsky, da un senato virtuale, no? Cioè un senato, un gruppo di potere che è al di sopra dei paesi, e questo gruppo di potere esercita una pressione nei confronti dei paesi a seconda dei loro interessi. Quindi la finanza non è la finanza però Fabrizio, americana, perdonami se ti interrompo. Perdonami se ti interrompo. Una finanza internazionale che sta sopra i paesi e risponde agli interessi propri interni. Però perdonami se ti interrompo. Perdonami se volevo... È chiaro che le elezioni diventano importanti a condizione che noi ci mettiamo nella testa di mandare le persone migliori in Europa, perché finché mandiamo delle persone che non hanno trovato posto in amministrazioni locali o da altre parti del paese, noi finiamo per creare e alimentare una governance dell'Unione Europea politica inesistente, e quindi continuiamo ad avere una burocrazia che norma qualsiasi cosa, dagli ortaggi alla carne, alla verdura, alla moneta, qualsiasi altra cosa. Quindi sono fondamentali le elezioni europee a condizione che si mandino delle persone che abbiano gli attributi cosiddetti per poter contrastare e fare delle politiche. Una sicuramente operazione che l'Europa dovrebbe fare è quella di diminuire la sua situazione di vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti. Quindi noi oggi siamo troppo dipendenti dalle politiche americane, vedi l'Ucraina, vedi tutto il resto sostanzialmente. Quindi la politica europea dovrebbe diventare maggiormente autonoma. Se è maggiormente autonoma è in grado di disciplinare meglio al suo interno i paesi, mentre oggi che cosa si sta assistendo? Si sta assistendo a una guerra dei polli di Rendo, cioè tutti i paesi contro tutti, insomma, no? E alla faccia del sovranismo non esiste nessun paese che non sia sovranista, e sembra che vengano alla galla questi accordi fra la Francia e la Germania per poter esercitare un dominio, fra virgolette, politico sul resto dell'Europa. Quindi l'Italia dovrebbe contribuire mandando delle persone che possano esercitare un potere nell'ambito, fra virgolette, limitato di quello che è a loro consentito. Ecco, ti faccio una domanda diretta, schietta, forte. Allora, ma l'Unione Europea è un'impalcatura che ha senso ancora così com'è, oppure è meglio disimpalcare tutto e ricominciare da capo e ognuno fa per conto suo? Perché mi sto domandando questo: perché è possibile colpire l'Italia con la finanza, con lo spread e con tutto il resto e non il Giappone? Il Giappone certamente, diciamo, è una realtà importantissima, ma non è un paese, diciamo, è forse un paese che vale certamente molto meno dell'intera Unione Europea, no? Quindi non è un paese in assoluto stradominante al mondo, è un paese importante, ma comunque è un paese che si fa gli affari suoi e riesce a gestirsi il debito in maniera autonoma, come hai spiegato prima, al 240% di debito, ma non c'è nessuno spread, non c'è nessuna speculazione, non c'è nessuna finanza che lo affossi. Allora, il nostro essere sottoposti a spread, finanza, speculazione è solo perché siamo dentro la cornice rigida dell'Unione Europea o no? E quindi questa Unione Europea va mantenuta o va smantellata, in estrema sintesi, secondo te? Allora, in estrema sintesi, dal punto di vista del Giappone, il Giappone è autonomo, cioè vuol dire che il suo debito è nelle sue mani e il Giappone non è sottoposto a pressioni esterne, perché nessuno può comprare e vendere titoli del Giappone esercitando una pressione finanziaria sul Giappone stesso. Noi ci siamo esposti col debito e con la sottomissione alla finanza, noi ci siamo esposti a una operazione, fra virgolette, di rapina, no? Che viene fatta al di fuori delle regole, e quindi o la BCE ha la forza di dire: signori, dobbiamo mettere le manette a questa finanza, e le manette consistono nel fatto che teniamo sotto controllo lo spread,
Chi compra i titoli di Stato italiano, poi li rivende, poi li compra, poi li rivende, poi li compra, poi li rivende ininterrottamente, sì. facendo alzare lo spread. L'operazione è questa qua. Quindi o tu blocchi la finanza, no, che è autonoma e indipendente, però non è come dire illimitata, no? E quindi o l'Europa interviene ad esempio facendo un'agenzia di rating europea. Noi abbiamo 3 agenzie di rating che fanno il buono e il cattivo tempo. Queste 3 agenzie di rating sono tutte 3 americane, parte dei loro azionisti sono della finanza e quindi esercitano un potere incontrollato. Prova ne sia, ricordo alla gente che quando scoppiò Lehman, il giorno prima un editoriale del Washington Post, che è un giornale importante, in prima pagina scriveva che non sarebbe successo nulla rispetto a Lehman perché aveva la AAA. Il giorno dopo fallì Lehman. Questa è la finanza, insomma, no? Quindi il fatto di avere un'agenzia di rating europea è estremamente importante e qui basterebbe che un paese portasse avanti l'idea di dire facciamo un'agenzia di rating europea. Perché? Perché l'economia europea è molto diversa dall'economia americana. L'economia americana è basata sul sistema di mercato. Io vendo un'impresa, se ce l'ho non mi interessa. L'economia europea è basata sui sistemi di welfare per la sua storia, perché ha conosciuto la povertà, ha conosciuto la guerra, ha conosciuto le disperazioni, quindi il sistema europeo è basato sul welfare. Allora io ho scritto 5 o 6 anni fa dicendo che bisognerebbe fare un'agenzia di rating europea e 3 secondi dopo che è stata fatta dare la AAA agli Stati Uniti. Tant'è che il debito degli americani oggi è stato sottoposto all'azione di svalutazione da parte di FICT, per cui abbiamo un debito, in realtà gli Stati Uniti sono loro che governano se stessi e che le loro 3 agenzie di rating governano l'Europa. Allora l'Europa, per essere autonoma e indipendente, bisognerebbe che qualche politico dicesse facciamo un'agenzia di rating europea e ci gestiamo la valutazione dei nostri paesi e ci gestiamo la valutazione delle nostre aziende con i nostri criteri e non con dei criteri che ci vengono imposti dall'esterno. Ecco, siccome questo ragionevolmente non accadrà, perché non c'è nessun segno che si vada in questa direzione, tu che previsioni fai per il nostro futuro? Che previsioni faccio? Le previsioni sono che... Scusami, aggiungo una domanda. Se tu fossi il ministro dell'economia Giorgetti in questo momento, cosa faresti? Terza domanda, che valutazione dai della politica economica di questo governo? Quarta domanda, Draghi cosa ha proposto infine quando ha detto sull'Economist l'altro giorno ci vuole una sovranità condivisa in Europa, servono nuove regole, che senso ha un'unione monetaria senza un'unione fiscale? Te ne ho fatte un po' di domande, ne ho affastellate un po', però ti lascio tutta la libertà di rispondere a questi quesiti, perché veramente ne va del nostro futuro in questo periodo qua, come sempre del resto. Però, insomma, stringi, io non vedo questa economia florida come ci raccontano nel nostro paese, tutt'altro. No, cioè il narrare dei giornali è funzionale a loro, insomma, no? Per cui ti dicono quello che vogliono, no? Allora, dal punto le domande che hai fatto tu sono domande complicate e quindi non è facile rispondere, insomma, no? Però, insomma, che cosa può succedere? Beh, è evidente che per quanto riguarda l'economia e la finanza non vanno per conto loro e quindi hanno necessità di essere guidate, no? Esiste un problema tra nord e sud non risolto. Certamente la posizione del debito è una posizione a rischio, no? Perché può facilmente giustificare degli attacchi al paese. Gli attacchi sono fatti quando le linee politiche del paese non sono condivise a livello internazionale da chi comanda. Questa è la realtà dei fatti. Dal punto di vista dell'Europa, o noi riusciamo a governare l'Europa o l'Europa governa noi, ma non siamo governati dalla politica, come ho detto prima, ma siamo governati dalla burocrazia. Quindi oggi non esiste una agenda politica. Insomma, prova ne sia che ieri leggevo che la Francia ha messo la gendarmeria
nei sì, confronti dei clandestini o degli immigrati a Ventimiglia, quindi alla faccia dell'aiuto del paese, insomma, no? Cioè stanno venendo meno tutta una serie di regole che uniscono i paesi, mentre in realtà si sta mettendo il piede sull'acceleratore della divisione interna fra paesi. Questa è la vera realtà di fondo. E la Ursula von der Leyen sembra che non sia in grado di fare nulla sostanzialmente. Certe volte quando parla sembra un funzionario del Dipartimento di Stato americano, insomma, no? Anche questa dipendenza eccessiva rispetto agli Stati Uniti che fa il loro danno, perché se loro avessero un soggetto esterno che mette in discussione le loro problematiche, i loro errori, perché ne hanno fatti tanti, questo contribuirebbe a un rapporto maggiormente equilibrato e non a un rapporto di dipendenza. Se io fossi il ministro dell'economia qualche problema ce l'avrei, insomma, no? Quindi probabilmente cercherei di far fronte perché abbiamo due cose in ballo, abbiamo il MES e abbiamo anche il patto di instabilità Sì. e di decrescita. Ma secondo te il MES no? alla fine l'Italia lo deve firmare? Lo deve sottoscrivere? L'Italia, i motivi sono gli stessi, cioè il patto di stabilità e il MES hanno un cosiddetto convitato di pietra. Questo convitato di pietra è la finanza. Tu puoi firmare tutti gli accordi che vuoi, ma se tu non blocchi la finanza, questi ti attaccano quando vogliono. Quindi se firmi il MES e poi la spread ti attacca, cioè il problema vero è che noi abbiamo un nemico, fra virgolette, invisibile, che è una finanza guidata da interessi esterni al nostro paese. O noi mettiamo la museruola a questa finanza o saremo continuamente messi con le spalle al muro. Questa è la realtà dei fatti. O prendiamo coscienza di questo fatto, che noi non abbiamo un potere antagonista a questa finanza, oppure noi siamo continuamente costretti a stare con le spalle al muro. Però scusami Facciamo Fabrizio, alcune cose. ma L'agenzia di rating europea, che problema c'è a fare? Ma questa Non roba c'è qua, nessun questa problema. roba qua non se la pone nessuno, perché lo stesso ministro dell'economia che ho più volte citato, Giorgetti, dice: io temo più i mercati che non l'Unione Europea. Quindi i mercati è come se fossero intoccabili. Da loro dipende il giudizio finale. Allora non ne usciamo È più. così. Non ne usciamo È così. più. No, non ne usciamo più, tenuto conto che i mercati, attenzione, i mercati finanziari operano in funzione di loro regole che non sono quelle reali, cioè in realtà se noi andiamo a vedere quando sale lo spread o quando scende lo spread nei vari paesi, ci rendiamo conto che le manovre di innalzamento o di decremento dello spread dipendono sempre da interessi che sono politici esterni al paese. Quindi la finanza, così come oggi, come ho detto prima, la rivoluzione finanziaria nasce nel 71, quando tu stacchi la stampa della carta moneta dell'oro, evidentemente crei un mondo di stampa di carta moneta che tu puoi fare all'infinito, tant'è che i BRICS che stanno operando per dedollarizzare il mondo e per ridurre il dollaro, che cosa stanno pensando di fare? Stanno pensando di reintrodurre un sistema di carta moneta legato all'oro. Se tu facessi questa operazione, noi potremmo dire noi mettiamo, come dicevo prima, una serie di bot del paese legati a una parte di quell'oro che abbiamo a Wall Street. Va bene? Allora noi diamo fiducia ai mercati, perché tu metti non della carta stampata sul debito, ma metti un debito con un elemento di solidità che è l'oro che tu hai presso la Fed, quindi puoi emettere quello e questo probabilmente faciliterebbe anche un giudizio positivo da parte delle agenzie di rating. Quindi il vero problema, ha ragione Giorgetti, io temo i mercati, ma i mercati non ragionano in base all'economia reale, i mercati ragionano in base ai loro interessi. O tu, Europa, sei in grado di mettere la museruola a questi mercati, sei in grado di mettere la museruola alla finanza, fai un'agenzia di rating europea. Che problemi ci sono? Non c'è nessun problema a fare una cosa di questo genere, ma però tu cominci a crearti un organismo di valutazione legato a te e non legato a interessi esterni.
Fabrizio, un'ultima considerazione, e in questo caso sfrutto anche il curriculum che parzialmente ho letto prima, il tuo curriculum, no? Tu hai lavorato anche, l'abbiamo ricordato qualche volta nel corso della nostra conversazione, anche al Comune di Milano, no? Sei stato presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano, ti sei occupato di amministrazioni locali, ti sei occupato del tema del cosiddetto federalismo e delle autonomie, no? E allora ti chiedo, in questo contesto, quello di cui abbiamo parlato finora e che ci hai illustrato così precisamente, che senso ha parlare di autonomia e di federalismo? Tanto più che mi sembra il capitolo risorse, fisco, economia non venga neanche toccato più di tanto da queste discussioni attualmente in corso. Che idea ti sei fatto tu, da conoscitore dell'argomento, di questo Allora, il dibattito problema è che noi attuale abbiamo parlato di sull'autonomia? federalismo, ma di fatto non è mai stato attuato nel senso vero del termine, no? Ora, questo paese, i politici dovrebbero, lasciamo stare il discorso di Lega, ma è un discorso di realtà. Un paese, la Lombardia, non può essere governata con gli stessi criteri con cui governi la Sicilia. Il Piemonte non può essere governato con gli stessi criteri con cui governi la Puglia, no? Quindi il nostro paese è un paese federale per nascita, perché nasce innanzitutto con territori disomogenei fra di loro e con storie politiche e di governo dei territori profondamente diverse, perché essere governati dai Borboni o essere governati dagli Aosta è una cosa diversa, o essere governati come la Lombardia dagli austriaci è diverso che essere governati dai Borboni o dallo Stato Pontificio, insomma, no? Quindi si sono create delle culture e delle realtà che hanno un grande valore. Ora basti pensare che fra i primi 10 regioni a più alto lavoro manifatturiero ce ne sono 4 italiane, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, e sotto questo punto di vista stanno crescendo sia le Marche che l'Umbria, dove c'è l'imprenditore Brunello Cucinelli, insomma, no? Quindi il federalismo è un elemento determinante, perché i bisogni della Sicilia non sono gli stessi bisogni del Veneto, quindi bisogna che ogni regione abbia una sua indipendenza nel definire quali sono i bisogni prioritari rispetto agli altri e destinare le risorse vincolate, controllate al soddisfacimento dei bisogni primari del Veneto, che non sono certamente quelli della Sicilia, insomma, no? Quindi un vero federalismo sarebbe di aiuto, ma non un federalismo in cui alla fine è sempre Pantalone che paga, insomma, no? In cui vengono date delle risorse e queste risorse devono essere commisurate ai bisogni, ma poi finiscono lì, perché se alla fine uno sfonda, poi c'è sempre il patto all'interno del paese, il debito viene sempre ripianato dallo Stato centrale, non ne usciamo mai più, insomma, no? Qui io penso che andare verso un federalismo che dia senso al fatto che una regione è diversa dall'altra, insomma, no? Questo sarebbe sicuramente di aiuto. E questo è un discorso che io faccio da anni, insomma, avevo scritto il patto di lucidità nel 2008 sul tema del federalismo e su questo io ho sempre creduto, insomma, il paese nasce federale perché le storie di costituzione delle regioni che lo compongono sono storie profondamente diverse e quindi i modelli culturali, la meteorologia, il clima, il lavoro, l'artigianato si formano in modi completamente diversi, insomma, no? Quindi sicuramente un'attenzione al federalismo andrebbe fatta. Stiamo passando una fase difficile e questo credo che sia importante che la gente ne prenda atto, no? Perché sembra sempre che non si voglia vedere per paura i problemi, ma i problemi, se non si affrontano, diventano più grossi di quello che sono. Un fatto è indiscutibile, che non siamo arrivati alla fine di un periodo storico, no? E cioè noi siamo arrivati alla fine di un modello di sviluppo economico, sociale, eccetera, che sta dimostrando il suo fallimento. Ora, noi più ci occupiamo della politica, più la politica peggiora. Più ci occupiamo della finanza, più la finanza peggiora. Più ci occupiamo della scuola, più la scuola peggiora.
più ci occupiamo della sanità, più la sanità peggiora. Quindi è del tutto evidente che noi stiamo dando delle risposte sbagliate ai problemi che la storia, i fatti ci mettono di fronte. Noi siamo di fronte a una crisi del nostro tempo, quindi ripensare l'Europa vuol dire anche ripensare noi stessi, ripensare la nostra storia, ripensare a giovani che in questo momento, ai giovani che sono smandati, a una mancanza sostanzialmente di etica morale nelle persone, nelle istituzioni, di fronte a un modello sociale che sembra inesistente. Quando la Meloni, su questo sono d'accordo, dice Dio, patria e famiglia, ricordiamo che nessuna società è mai resistita nel tempo senza avere basi familiari. Quindi noi ripartiamo dalla famiglia, ripartiamo dal rapporto di ricostruzione. Siamo usciti dalla guerra e la guerra non era una situazione molto migliore di quella in cui siamo adesso, insomma, no? Quindi bisogna avere anche una fiducia nelle proprie forze, nella propria coscienza e puntare sui giovani, non abbandonarli così come si sta succedendo adesso, insomma, con la scuola dove addirittura i professori vengono condannati se danno dei voti sbagliati ai giovani, insomma, no? Questo credo che sia importante. Allora, grazie a Fabrizio Pezzani, ti ringrazio per questa nostra anche lunga conversazione, ma avremo modo di risentirci perché è un crinale abbastanza importante quello che stiamo attraversando adesso, mi sembra. Assolutamente sì. Allora, io ringrazio Fabrizio Pezzani, ci diamo appuntamento per un'altra conversazione, buona giornata. Anche a te, e a presto. Giulio, con tanta amicizia e con tanto affetto e speranza che io lascio a tutti, perché la SPES è la cosiddetta ultima dea, insomma, no? A Grazie presto. e buona giornata a tutti. A presto. Ciao.